L'Associazione Nazionale Magistrati di Agrigento e il COA di Agrigento hanno organizzato un evento che si terrà il prossimo 19 luglio alle ore 21:30 al Teatro del Parco Archeologico della Valle dei Templi. Si tratta di un'opera teatrale scritta da Claudio Fava, diretta da Chiara Callegari e interpretata da Simone Lullio e Giovanni Sant'Angelo. L'opera racconta una dimensione quotidiana del lavoro affrontato dai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con una semplicità scenica che consente allo spettatore di concentrare l'attenzione sulle parole degli attori e quindi sui dialoghi affrontati sia dai magistrati Falcone che Borsellino durante il periodo più intenso del loro lavoro che stavano affrontando, ripercorrendo momenti salienti della loro attività lavorativa fino alle intervenute stragi. Lo spettacolo ha avuto un grande risalto internazionale. L'Associazione Nazionale Magistrati, sottosezione di Agrigento, e il COA hanno voluto fortemente che lo stesso fosse realizzato in uno degli scenari più belli di Agrigento. L'ultima estate Falcone e Borsellino, 30 anni dopo, è organizzata anche in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Agrigento al fine di mantenere viva la memoria di due grandi uomini e magistrati che hanno voluto condividere un momento di riflessione e di ricordo aperto alla comunità agrigentina attraverso la sopracitata manifestazione teatrale.